Anche il Comune di Agrigento dice no alla violenza sulle donne. Siamo di fronte a una tragedia che passa silente nelle nostre comunità. 100 donne statisticamente ogni anno perdono la vita per casi di femminicidio. E tutte le volte è gente che uccide, che dichiara di averle amate, di amarle. E quindi c'è la necessità di creare soprattutto una rivoluzione culturale, posto che le norme ci sono, le leggi ci sono, e anche abbastanza avanguardiste vorrei dire, però c'è la necessità proprio di una rivoluzione culturale che alberghi dentro ciascuno e che faccia funzionare i sistemi di controllo. Quando non funzionano quelli all'interno della famiglia, all'interno della scuola, e soprattutto bisogna vincere quella che è veramente una battaglia di parità di genere, che non è fatta solo di partecipare con pari diritto alla vita politica e istituzionale, ma soprattutto fare in modo che le donne conquistino indipendenza culturale ed economica, che molto spesso è una delle condizioni di violenza all'interno dei nuclei familiari. Ormai sono 14 anni che Telefono Aiuto monitora il fenomeno della violenza sulle donne in tutta la provincia di Agrigento. Questa mattina si è scelto, grazie anche alla collaborazione del Comune di Agrigento, di indire questo Consiglio Comunale proprio per dimostrare la vicinanza della città, delle istituzioni alla gente, alle nostre donne, perché appunto le donne anche di Agrigento serve sapere di essere tutelate, di essere soprattutto rispettate come donne nelle figure di madri e di mogli. Quindi i servizi come Telefono Aiuto, i servizi del territorio, il Comune è aperto a tutelare tutte le donne. Giornate come queste servono sia per sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per rafforzarci tra istituzioni. Infatti è positivo il fatto che verrà il Questore, il Comandante Carabinieri e tutte le istituzioni come anche l'UEPE o il Provvedato degli Studi. È importante il dialogo, perché dialogando si può arrivare a salvare delle vite umane, e la cosa positiva è dare sempre una risposta a una via d'uscita, cioè a dire si parla, facciamo i convegni, però alla fine chi ha bisogno deve sapere a chi rivolgersi. Telefono Aiuto c'è sempre da 14 anni e ci sarà.